Lì che ci piccara che siamo andati da quel baule. A un certo punto l'ho tipo accarezzato e lei gli è da anni che non la sentivo, gli ha mollato una ringhiata, ma veramente da anni che non sentivo il CP che ringhiava. È gelosa lei, cara. Carità, posso tornarci al ritorno perché... Ah beh sì, guarda, se vuoi farti una passeggiatina appena dietro all'area camper, guarda, lì c'è la chiesetta del paesino, c'è sta stradina via delle Viole, comunque consiglio che ti do è di fare come ho fatto io, cioè di prendere il Google Maps con la vista satellite e vedi più o meno com'è l'ambientazione. Quindi c'è questa bellissima stradina di sterrato che sarebbe il massimo per la mountain bike, per un giro di rilassamento, perché è pianura al 100%, zero colline il giro che avevo previsto. E porco cane, così. Guarda, che si casca dentro il fosso, intanto l'avevo appena lavata ieri, appena fatto la doccia ieri sera. Vabbè, insomma, dai ragazzo, credo di essermi preparato sufficientemente alla spedizione antartica e andiamo a farci un girettino piccolissimo di 30 km qua attorno a vedere 2 o 3 punti che ci ho segnato. Su Google Maps si fa freddo, la trovi come casa forte di Sdrica di Sotto. Eccone qua ragazzo, te l'ho portato, se riesco, se no affogo qua in teste mega spazzere qua a strasoldo. Ma un BMW abbandonato là senza targa. Bene, mi ispira molto questo posto. È uno dei borghi più belli d'Italia, dice Azzariscotti. Ah ok, ora collego, c'ero già stato. Ecco qua, io me in parcheggio qua, così la visuale cena è questa. Metti a fuoco, ma sì dai, vedi? Quindi ti puntino anche questo posto. Su Google Maps lo trovi cercando parcheggio pubblico di via Gradisca. E niente, stasera abito qua. Il brusio che te senti ora da destra è una cascatella, a sinistra le Ivece che c'acqua. E c'è un simpatico borghetto. Ancora di più dove te porto Bevanobra. Guarda che bello, col mulinetto anche. C'è proprio un posto simpatico. E stavolta l'iPhone però ha cannato un po' il bilanciamento al bianco. Quelle luci che tu vedi gialle in realtà sono molto arancioni. Come hanno detto, se strapieno era il Barbagianni del strasoldo. Va bene, dai. Araianare. Candeloste non mi caga da ieri sera, mi sto preoccupando. CP! Povero il CP. Stai meglio il CP? Poretta. Non dico che sia stata colpa di mia nonna, ci mancherebbe altro. Però ogni volta che mangia mia nonna, vero è, mi sta male per almeno una settimana. Perché purtroppo i vecchi da noi sono così, insomma, ecco. Cioè un animale può morire di freddo, non c'è nessun problema, può morire perché mangia cose sbagliate, non c'è nessun problema, però digli Emi, l'importante è che abbia la pancia non piena, di più, cioè la pancia deve essere sempre ultra piena fino a scoppiare, quello è l'importante purtroppo. C'è poco a girarsi attorno ragazzi, chi è veneto lo sa, i nostri nonni purtroppo erano così. Se la nonna doveva rimpianzarti, non importa se magari stavi morendo, roba del genere, non importa, l'importante è che abbia la pancia piena. Non so, non capisco neanche che traumi possono aver avuto, perché non tutti hanno fatto la guerra e non tutti hanno avuto fame. C'erano già belli cicciottelli fin da piccoli, quindi non capisco sta mentalità, insomma, sto comportamento. Cazzo, test estremo dell'inverter della DS Tech, per sbaglio. È saltata la colonnina, avevo la stufetta da 2000 watt, 2 kW che andava, l'Xbox col monitor, cazzi e mazzi, e teneva. Vedevo arancione lì sui cosi di carica, ho detto ma com'è? Cioè quel giallo, no? Arancione giallo. Speriamo di non aver fatto malanni, no dai, scherzi a parte. C'è le ventole che andavano dell'inverter, ma questo vale per tutti gli inverter, no? Quello della DS Tech, insomma almeno credo quasi tutti, che quando vanno troppo in surriscaldamento o hanno un carico troppo alto vanno in protezione, quindi non è che è ciappafuoco, insomma, hai capito? E basta, forte. Adesso ho ritirato sulla colonnina e sta caricando. Vedi perché ho voluto la stufetta che avesse la multipotenza. Questa fa sia 1000 che 2000. In questo caso salta la colonnina, dopo un po' può saltare la colonnina, allora mettiamo la 1000, la modalità eco che va a 1000 watt, così si è tranquilli, insomma, ecco. In più in casi di ma te ne parlerò un giorno di sta stufetta, perché è veramente una
Una cosa veramente fantastica, eccezionale, non dico altro, l'avevo trovata in offerta a metà prezzo, per quello mi sono convinto a comprarla, anche perché costa il quadruplo di una stufetta normale, però li merita, e un giorno ti spiegherò il perché. Rovinta, cacci che così dopo te faccio recensione fatta bene. Ovviamente è scarso. Boh, ora ragazzo devo occupare qualche migliaio di persone. Ecco qua, questi sono gli youtuber che io seguo, quelli che portano felicità. Ciao notte. Da una settimana che provo a contattare l'ufficio verbali di Mogliano. C'è locale, buongiorno? Sì, buongiorno, sono Yuri Bertoldero, parlo con l'ufficio verbali. Sì, buongiorno. Buongiorno, niente, io intanto segnalo che da giorni che seleziono l'interno 2, però non risponde nessuno, sempre nella fascia oraria dalle 11. No, perché sa perché abbiamo tante telefonate. Ok, immagino anche il perché. Senta, mi chiede il mio responsabile di farmi dare il suo numero e la richiama lui tra breve. Va bene, si sono un po' cagati addosso perché ho degli amici che lavorano in polizia, non dirò né nomi, ovviamente neanche il comune dove lavorano, i quali mi hanno scritto un controverbale con i controcoglioni elencando tutte le cose illegali che hanno fatto questi dei casieri, insomma, ecco, tutte le cose illegali che non andavano bene, quindi non a norma di legge, forse illegale è una parola un po' forte, però a me viene da dire questa, cioè se una cosa non è legale è illegale, sì. Oh, e oggi hamburger, che strani colori che vengono fuori, hamburgerazzo vegano con cipolla, ketchup e adesso ho aggiunto anche a rucola che è ricchissima di calcio, e vegano e non col cadavere di animale, in quanto ho visto dei documentari, dei video su tutti i microbi e le schifezze che hanno dentro gli hamburger, a differenza magari di una bistecca dove questi microbi, questi batteri, queste schifezze sono nella parte esterna, quindi con una prima cottura si, diciamo, risolve il tutto. Per quello nei ristoranti si serve la carne al sangue, mentre gli hamburger sono fatti di vari tipi di carne tagliata, quindi spezzata, per di più carne grassa con componenti grassi eccetera, mescolato assieme, quindi i microbi, i batteri sono ovunque all'interno della carne, capito? Per quello da un cuo burger solo vegani. Ho voluto provare, ma è tutt'altra cosa, cazzo, l'Alde con la stufetta. La stufetta mi ricorda la truma di Scarosso che buttavasi fuori tanto caldo, potevi metterti anche davanti, tipo appunto una stufa, perché era una stufa, però il resto era tutto ghiacciato, cioè le pareti tipo in fondo, o in questo caso i vestiti, se io tiravo fuori i vestiti erano bollenti perché le scatole dei vestiti passavano vicino ai termini. Adesso c'è tutto freddo, c'è tutto ingiassato. Questo non per dire so più sono meglio che altri, no, questo per dire guarda a volte come apprezzi le cose quando non ce le hai. In questo caso sì, l'Alde ce l'ho ancora, so che ho provato a tenerla spenta e usare la stufetta, e quindi per stanotte diciamo non ce l'ho avuto l'Alde. Ah, buongiorno Italia. Allora, il Cristo che indica e giudica l'alba. Ecco qua, oggi direi che lavoro qua, il mio ufficio è qua, dormito in area camper perché c'era la corrente, solo per quello. Il mio ufficio è qua perché ho questa basilica antica qua, dopo il campo da basket, che è da tanto che non gioco a basket, e il parchetto poi il CP, quindi direi che è perfetto come ufficio. Cosa di tu? Questo è il centro di Spilimbergo, quindi direi perfetto, approvato. Ma ho paura che non sono attento. Maledetti. No, li occupo letteralmente metà strada, porca puttana. O mi metto storto o mi metto come che altri camper brutti là. Niente, devo spostarmi qua, vedi, purtroppo avere il 6,80 m, 7 metri ciappa. Vado fuori poco niente, la vista non è decisamente più quella di prima, vabbè, se non si può fare altrimenti ragazzi, cioè, da anni che lo dico, che con 7 metri non vai da nessuna parte, ti perdi le cose migliori eccetera, è così. E qua dietro
Non basta che non mi parcheggia furgoni o roba del genere che mi pincia la bici. Abito in zona residenziale, cioè che schifo, fino a un certo punto. Sai, sti qua quanti centinaia di migliaia di euro pensi che abbiano pagato questi appartamenti qua? Cioè più di 100.000 voglio dire, quindi... Oh, ero curioso di vedere se si poteva lavorare on the road. No, che non si parla. Macchine che te suona, vizi che rompi i coglioni. E ora qua come che ho risolto, vedi tu? Di un parcheggio. Quindi si può lavorare on the road? No, non si può. Si può lavorare on the parking? Sì. Ecco. Quindi mi su uno che lavora on the parking. Pure, poi mettete anche... guarda, quick trans, i trans veloci, vedi tu? Guarda le belle giornate se si potesse scegliere. C'è il sole che sbatte nei vetri e pertanto scalda gratis e sanamente l'abitacolo, ok? Quindi non c'è aria che circola, le stufette eccetera, e il sole che porca miseria, guarda, cioè sto guadagnando praticamente 12 ampere ma col computer acceso perché, oh guarda, era solo che in stand by al monitor, porca miseria. Oh computer, sto morto. Computers. Ah sì, avevo spento il monitor da qua. Eccola. Riscaldamento solare, che sarebbe quelli veri, e a gas, che sarebbe quello del scorrese del campo. Pausa lavoro. Che mi è venuta l'idea di usare l'intelligenza artificiale per capire meglio, visto che i carpentieri qua non mi rispondono, dove eventualmente poter acquistare quel sistema di antifurto che volevo fare per la bici nel camper. Occhio qua, te spoiler già tutto, maremma impestata, anzi guardate qua. Allora, praticamente costa 70 euro, vabbè, la bici costa molto di più, 80 euro, la bici costa molto di più, quindi va bene. E c'è questo sistema in acciaio inox, che io dicevo con 4 buchi, da forare la parete del camper, le viti vanno chiuse all'interno con bulloni e rondelle, ok, qua non ci sono ma le prendo io a parte, praticamente fuori non c'è niente, poi verranno anche saldate, ok, le teste, in modo tale che nessuno può proprio girare in alcun modo. E questa va bene, a copertura estetica di plastica, e guardala qua, eccolo qua, vedi? Io questo volevo, e qui dentro ci passo il catenaccio, quello grande da moto per la bici, perfetto, Dio caro. Se per caso a qualcuno dovesse interessare sta roba della serie, come hai fatto, che intelligenza artificiale hai usato? Allora io uso Gemini di solito, ok? Più che altro perché è aggiornato in tempo reale e ha molte più funzioni di ChatGPT, perché per fargli concorrenza dà molte più cose gratuite, ok? Però vabbè, da qualche giorno sembrerebbe anche, cosa più importante, che si ricorda quello che gli hai detto, quindi sulla base dei ricordi crea poi tutte le cose, ok? Vabbè, non scendiamo nei dettagli. Per cercare questa sbarra ho utilizzato praticamente il Flash Thinking Experimental with Apps 2.0, praticamente serve per cercare su YouTube, Google Maps, ecco questo lo uso anche per i viaggi. Per esempio adesso sono a Spilimbergo, devo andare a Jesolo, ho fatto un esperimento, gli ho detto ascolta, sono a Spilimbergo nell'area camper, devo andare a Jesolo, cosa c'è di bello, di imperdibile per strada, tieni conto che non voglio fare l'autostrada. Mi ha tirato fuori effettivamente tutti i borghetti, anche con la piccola descrizione e tutto, quindi devo dire veramente eccezionale, utilissimo. Porco calzegari in pienio de van life, guarda che misteri. Ma oggi è martedì, ma e tutti che fai ferie come me? Devo darmi un po' di disciplina. Guarda il CP mentre dico disciplina. Perché io questa sera avevo detto vado a mangiarmi la pizza fuori, vado a bere una biretta, eccetera, eccetera. E invece, sì, sei a Spilimbergo. E invece no, preferisco stare dentro al calduccio in camper, mi faccio una pizza tranquillo, bevo acqua. Oddio, guarda Giacomo questo, guarda! Cazzo hai dinosauri in casa! Guarda che roba! Guarda! Anche il drago. Buongiorno sei ragazzo. A destinazione. Sei dietro alla bellissima Villa Manin, che già avevi visto tanti, aiutami a dire tanti anni fa. E questa, aspetta che mi metto qua. Sì. E questa erogazione sospesa, ma tanto io avevo già fatto il pieno di acqua. E questa è l'area sosta camper gratuita. In questo momento
parcheggio gratuito perché non ha alcun servizio, quindi è solo un parcheggio. È molto tranquillo, c'è in mezzo al tra virgolette niente, e dietro sto sgabbiotto è proprio Villa Manin. È una tappa veramente eccezionale da tenere in considerazione per una pausa pranzo con la passeggiata digestiva, come facciamo di solito nelle ville, nei loro giardini. Ma noi oggi non facciamo la van life, non siamo mia come Olfo che è sempre in ferie, Dio caro, ma montiamo l'ufficio e lavoriamo. Però oddio, mi sono preso una brutta vista per lavorare qua. Se no dove altro mi metto? Di là? Sì, di là con la vista verso i campi. Sì, dai, adesso mi giro. Fa vedere? Sì, dai, ecco, sì, dai, va bene, con sto rudere qua. Perfetto, i campi, perfetto, che è simbolo di produttività, sì. Oh, facciamo una piccola riflessione di economia. Allora, c'erano dei mandarini in offerta, no? Perché io predico bene ma razzolo malissimo, ogni volta è sempre così. C'erano dei mandarini in offerta, adesso non scendiamo nei dettagli, ma diciamo che costavano la metà, ok, rispetto a dei mandarini non in offerta da Skye, diciamo da Skye. Porca puttana, erano pieni di semi, avevano un gusto farinoso, erano pieni di quella parte bianca, erano immangiabili, cioè praticamente ti restava solo la buccia in bocca che dovevi sputare di continuo, quindi ciucciavi un po' di succo che tra l'altro aveva anche appunto quel gusto farinoso. Io odio buttare via le cose, è una cosa che praticamente è impossibile per me, però è successo, ho dovuto buttarli via perché erano immangiabili. Quindi, ma lascia stare anche che erano immangiabili, facciamo finta che io li abbia mangiati tutti. Dove sta il risparmio? Cioè io non ho mangiato mandarini, io ho ciucciato un po' di succo che faceva anche schifo, quindi non ho mangiato niente. In più ho avuto anche una brutta esperienza, cioè ho pagato per avere una brutta esperienza, quindi capisci? Perché ogni tanto magari stai parlando, può sembrare che io sia quello piano Skye che spende qua e là. Più 39. Ugan che mangia, capummarola in coppa, magna. Ma guarda, Dio. Altri soldi buttati, le caramelle balsamiche che sono immangiabili, sanno da schifo. Devo smetterla di prendere robe da poco, buttare via i soldi così, perché me li guadagno i soldi, non posso buttarli via. È buono, dighe, altro che biscottini, noi altri avevamo i Wuster da chio, ovviamente del pollo e del tacchino, non del suino, anche perché dare un suino a un cane è abbastanza un sacrilegio, dighe CP, è come dare un bambino in pasto ai ragni, cioè insomma, casomai dare i ragni in pasto al bambino. Forse non tutti sanno, ma il suino, che anch'io mi mangio e anch'io in frigo, è 7 mondi più in alto come intelligenza e sensibilità rispetto a qualsiasi razza canina. È che noi siamo abituati a mangiare quello e a coccolare questo e quindi per noi è normale, diciamo. Però effettivamente sì, sarebbe una cosa abbastanza grave, sì. Non che gli altri animali non meritino, per carità di Dio, ognuno ha il diritto alla vita, però diciamo che effettivamente sia a livello genetico che cognitivo che emotivo, il suino e lo scimpanzé sono quasi degli esseri umani, cioè quasi, gran calma, conosco di chi suini che sta 7, 20, 30 mondi più sopra di tante altre persone, ide manca i scimpanzé, ma a dirla tutta, anche una nutria, Dio caro, a sta pisura di certe persone. Ecco qua anche il poeastro da Skye per il CP. Adesso arriva Gioia, adesso arriva. Digli CP, questo è un gesto d'amore. Perché cos'è l'amore? L'amore CP digli è il volere, il desiderare, ecco, il desiderare la felicità altrui, il benessere altrui, quello è l'amore. Per quello dicono che l'amore ce l'ha solo una mamma, una nonna, hai capito? Per quel motivo. Perché gli altri hanno tutti un tornaconto. Infatti addirittura hanno anche un tornaconto etico-morale nel fare del bene, perché quando uno fa una buona azione si sente ripagato e pertanto fa quella buona azione solo per il sentirsi ripagato, hai capito? Prova a notare, anche quando si fa beneficenza, eccetera, non è che si desidera il bene, il benessere di quella persona.
si desidera scaricarsi i sensi di colpa, si desidera avere una coscienza pulita, anzi una coscienza splendente, hai capito? E quello non è amore, porca troia, no, proprio no. Certo che andiamo un attimo fuori discorso. Allora, tu sai che io predico bene ma razzolo malissimo, lo dico sempre, su tutte le cose, proprio tutte. Parlo sempre di liberazione dai condizionamenti, ma per condizionamenti intendo i condizionamenti sociali. E io più che mai ne sono schiavo, perché voglio dire, il semplice fatto di tagliare la carne con la forbice, come che fa Menona, mi sembra una cosa strana, sbagliata, ecco, mi sembra sbagliata, la percepisco come sbagliata in quanto non è collettivamente accettato, ma accettato nel senso non lo fa nessuno, quindi è una cosa strana, quindi è una cosa che non va bene, hai capito? Cioè se tutti non lo fanno vuol dire che c'è qualcosa che non va, così ragiona l'inconscio, no? Però effettivamente no, quelle 3 volte in vita mia che ho tagliato la carne, in questo caso vabbè se palcipi, ma una bistecca con la forbice, o anche a metti a pizza, perché c'era un mio amico la tagliava con la forbice, lo prendevamo sempre in giro, però effettivamente, cioè taglio perfetto, 0 rotture di coglioni, non fai raffreddare il cibo perché devi star là a tagliare, fare, brigare, cioè vedi come funziona il nostro cazzo di cervello, porca puttana, siamo troppo schiavi, troppo. Boh, in figa anche a Villa Manin, nel senso bellissima, ma mi sono un po' rotto le palle di viaggiare. È il discorso che ti faccio sempre della pizza o dei scampi, buonissimo, tutto buono, il cibo migliore al mondo, ma tutti i giorni, almeno io mi stanco. Poi c'è chi vivrebbe mangiando tutti i giorni pizza, io non li invidio. Morale, segui la tua soggettività, perché ognuno è fatto a modo suo e pertanto, essendo ognuno, aspetta con l'antifurto, eccone qua, essendo ognuno fatto a modo suo, non esiste ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è bello, ciò che è brutto. È così ragazzi, ma sì dai, ti porto un attimo a vederla per correttezza, anche se, eccoci qua, guarda che robe da Sky. No, mi hanno chiuso il mio parcheggio tattico dove io mi mettevo qua a fare la van life, sì, chi ha visto il mio video, ti ricordi che era stato girato con Scarosso? Vabbè, e quindi niente, van life. Andiamo avanti, aspetta ti faccio vedere giusto un attimo la villa. Guarda quante robe da Sky che avevamo noi altri, vedi tu? Sì, basta, lì era la parte panoramica, ma ciò si è chiuso tutto, niente. Giustamente, ecco quella è la visuale che hai con la bici e il telo da bici, quindi niente. Quanto piace a te quando vengo a trovarti nella tua cuccia? Sì? Sì, proprio le piace tanto, è vero, è una cosa che faccio raramente. Perché non sono attento? Quindi attento anche tu con le persone e con le cose della vita. Sta attento in generale, perché ti sfuggono dei dettagli che sono quelli che fanno la differenza. Vedi anche il mio cane. Cos'è che gli piace? Adesso è un esempio quello del cane ovviamente. Niente, che tu semplicemente ti siedi nella sua cuccia e lei è felice, io la vedo quando è felice. È felice e rilassata, non si fa mai accarezzare per tutto sto tempo, hai capito? Volevo fare un piccolo appunto sul mio frigorifero, che è il frigorifero, quello della Tedford, no? Allora dissi che era fatto un po' stupidamente perché buttava l'aria fredda dentro, no? Quindi d'inverno tu hai riscaldamento e questo che ti fa da raffreddamento. Ho sbagliato a spiegarmi. Allora è verissimo che ti butta dentro l'aria gelida, ma no sempre. Te la butta dentro probabilmente quando parte il motore, cioè tipo adesso ne esce pochissima, molto poca, ok? Poco niente. Può essere poi che ci sono momenti in cui non butta fuori proprio niente e momenti in cui partono le ventole e quindi hai il ventilatore di aria gelida dentro in camper. Sì, non ho mai capito sta roba, cioè buttala fuori l'aria, no? Cioè, cazzo butti dentro? Ora sì che c'è sole e si ragiona, porca miseria. Si lavora e si hanno le batterie al 100%. Perfetto, è stata fatta l'indagine, diciamo, e pertanto è stata archiviata la multa truffa che è stata presa a Casiano. Stavo cercando un kit retrocamera con 4 telecamere wireless e soprattutto
non so perché non l'hanno inventato, cioè veramente a volte ci sono di quelle banalità che è inconcepibile che non vengano realizzate. Con telecomandino con scritto 1, 2, 3, 4, cioè telecamera 1, 2, 3, 4, in modo tale che uno in velocità bisogna vedere da una telecamera e invece no. Bah, io non capisco. Ma aspetta, Tosatti, guardate, tanti tu mi avevano consigliato i piatti in acciaio inox e li ho presi. Ne ho presi 6, ovviamente ne tengo solo 3 in camper e devo ancora usarli, o meglio, devo ancora usarli con un coltello per vedere se si rovinano. Dov'è che hai prenotato, Gioia, stasera? Ristorante al Camionaro. Deve essere buono qua, perché guarda, si fermano tutti i camionisti. Sai che Hop Trans è là. Cioè, vedi? Esatto. Vedi? Non ho fatto a caso, tutto studiato. Però scusate, sarà che io sono un po' troppo vecchio a scuola, ma sta storia di trans sta sfuggendo di mano. Cioè, dai, non si può continuare ogni volta camion de trans in giro per tutta l'Italia.